Sono quasi 3 milioni i passaggi ai tornelli e oltre 200.000 gli sciatori registrati a febbraio nei poli sciistici del Friuli Venezia Giulia. Si tratta del miglior risultato degli ultimi 10 anni. Da record anche la settimana appena trascorsa, dal 25 febbraio al 3 marzo, che ha fatto segnare un più 58% dei primi ingressi e un più 66% di passaggi rispetto alla stessa settimana del 2018. Sono i dati diffusi oggi da Promoturismo FVG. Un risultato sorprendente se paragonato alle 2 stagioni precedenti, nonostante l'alluvione di fine ottobre scorso e la poca quantità di neve naturale caduta in inverno. Nei prossimi giorni i poli di Ravascletto Zoncolan, Tarvisio e Sella Nevea saranno terreno di allenamento per le squadre che si preparano alla Coppa del Mondo di Kraniška Gora. A Tarvisio e Sella Nevea ci saranno la nazionale italiana di gigante, i talenti francesi e svizzeri, mentre in Carnia si alleneranno le nazionali francesi con Alex Pinturault e Clément Noël, italiana e svedese.